Siamo con il presidente di BCC Pordenonese, Walter Lorenzon, il giorno dopo l'ufficializzazione di una importante operazione che riguarda la BCC del Veneziano. Sì, molto bene. È con estremo orgoglio e anche soddisfazione che abbiamo annunciato proprio ieri il raggiungimento di un accordo con la BCC del Veneziano, che ha messo insieme due obiettivi, l'uno del BCC veneziano e uno della BCC pordenonese, obiettivi che sono diversi, ma gli abbiamo trovato la loro complementarietà. Da un lato la BCC del veneziano, che sta uscendo da un periodo di ristrutturazione, aveva bisogno di concentrare la propria attività sul loro territorio iniziale di pertenenza, che è appunto quello del veneziano. Dall'altro c'era l'interesse e la voglia, soprattutto da parte della BCC pordenonese, di andare a acquisire nuove aree di mercato. L'accordo consiste nell'acquisizione da parte della BCC pordenonese di 6 sportelli che riguardano il sportello di Parmaggiore, il sportello di San Donà, di San Stino di Livenza, di Concordia, di Eraclea e di Caorle, che ci permette a noi come BCC pordenonese di andare su aree di mercato dove è attivo l'agroalimentare, quel settore in particolare del vitivinicolo, e quello turistico. Due aree che escono un pochettino, esulano da quello che è il nostro core business di sempre, che sul nostro settore dove eravamo molto forti, che è la parte del mobile e la parte del settore edilizia. Ecco Presidente, ci può dare qualche cifra, qualche numero dell'operazione? Ecco, l'area è estremamente interessante perché questi 6 sportelli valgono in termini di masse amministrate per circa 270 milioni di euro, di cui 170 di raccolta tra diretta e indiretta e circa un centinaio di impieghi. Noi contiamo con i nostri spazi finanziari e patrimoniali, che ci permettono di avere buoni margini ancora per crescere negli impieghi, di raggiungere degli ottimi risultati in quest'area. Acquisiremo anche tutti i 27 dipendenti che attualmente lavorano in quelle aree lì, e abbiamo già in piedi l'operazione. Inizieremo a discuterne con i circa 1000 soci di quell'area lì del veneziano per poterli acquisire le quote e concambiarle con delle quote appunto della BCC pordenonese. Ecco Presidente, ultima cosa, in vista delle ferie di agosto, che augurio può fare ai soci e agli utenti di BCC pordenonese? L'augurio che io ho ricevuto, lo ricambio loro, e che l'ho ricevuto proprio questa mattina da un socio che, leggendo la notizia sui giornali, mi ha detto: sono molto orgoglioso di far parte di questa banca, che è una banca che cresce e crescendo pensa anche ai soci. Ecco, questo augurio che a me ha fatto molto piacere lo rivolgo, voglio dire, a tutti i soci e a tutti i clienti: siate orgogliosi di questa banca, che è una banca che ha voglia di crescere nonostante il mercato che sia tutt'altro che semplice.